Parrucchiere, estetiste e tutto il settore della cura della persona stanno cercando un modo per ripartire dopo questo periodo di chiusura. Eppure molti operatori hanno continuato a lavorare in modo abusivo e in nero. La colpa, secondo il sindaco di Rossano, va divisa equamente. Dobbiamo distinguere sia chi presta il servizio, cioè le parrucchiere e le estetiste abusive, sia chi va a farsi fare i capelli piuttosto che la ceretta o quant'altro da queste abusive. Ecco perché l'abusivismo fa un danno enorme a tutti in questo momento di emergenza. Quando voi avrete bisogno dell'ospedale e andrete all'ospedale, pagato con le tasse delle partite IVA che pagano le tasse, quando voi manderete i vostri figli a scuola, pagata la scuola statale con le tasse delle partite IVA che pagano le tasse, ricordatevi che siete andati dagli abusivi e che non hanno contribuito a far sì che voi siate delle persone curate in un ospedale e che i vostri figli possano continuare a frequentare una scuola pubblica. Quindi vergognatevi.